Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Il 6 gennaio del 1980 veniva assassinato Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava per andare in chiesa per la messa dell'Epifania con la moglie e i 2 figli. Era il presidente della regione siciliana in carica. Con lui aveva avuto inizio una stagione di rinnovamento autonomistico seppellita negli anni immediatamente successivi. Quella stagione segnò comunque un esperimento e tracciò una direzione che ancora oggi non è dimenticata. L'omicidio ebbe certamente una matrice di tipo mafioso, anche se diverse piste portano a intrecci con l'eversione nera. Dopo 41 anni non si conosce ancora la verità sugli esecutori materiali del delitto. Piersanti Mattarella è stato un politico autonomista, di un autonomismo moderno capace di difendere i diritti, ma cosciente che per rivendicarli fosse necessario avere le carte in regola. E avere le carte in regola significava anche opporsi agli interessi illeciti che avevano prosperato negli anni. Il 6 gennaio del 1980 il piombo degli assassini mette a tacere la sua voce, ma Piersanti Mattarella rimane ancora oggi un punto di riferimento per chi immagina per la Sicilia una nuova e forte stagione autonomista. Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, secondo il bollettino settimanale dell'Assessorato alla Salute, vi sono stati oltre 25.000 nuovi contagi, con un incremento di oltre il 73%. Nel frattempo i contagi continuano ad aumentare e nella sola giornata di ieri se ne sono registrati oltre 14.000, un numero doppio rispetto alla giornata precedente. L'incidenza cumulativa settimanale è aumentata a 521 casi ogni 100.000 abitanti, un aumento di circa il 280% in 14 giorni. Le fasce d'età che sostengono la curva epidemica risultano quelle giovanili, tra i 14 e i 24 anni. L'andamento dei contagi si è accompagnato anche a nuove ospedalizzazioni con un incremento del 37% rispetto alla settimana precedente. Sul fronte delle vaccinazioni i dati aggiornati fanno registrare un forte incremento delle prime dosi, ma il 14,5% del target rimane ancora da vaccinare. Quasi 3 pazienti su 4 ricoverati nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completato. In terapia intensiva su 113 ricoverati, 85 sono non vaccinati, ossia il 75,2%. I non vaccinati hanno avuto in Sicilia nella settimana di riferimento una probabilità di essere ricoverati in terapia intensiva oltre 27 volte più alta dei vaccinati. Il Covid-19 in Sicilia continua ad essere in buona parte una pandemia per i non vaccinati. Persino il ministro della Cultura Dario Franceschini, che non ha mai particolarmente amato l'autonomia della regione siciliana in materia di beni culturali, ha manifestato grande apprezzamento e sostegno per la scelta della regione siciliana di raggiungere un accordo con la Grecia per un prestito di lunga durata dell'unico frammento del fregio del Partenone presente sul territorio nazionale. L'accordo prevede il trasferimento ad Atene del frammento di una lastra appartenente al fregio orientale del Partenone, attualmente custodito nel Museo archeologico regionale Salinas di Palermo. Un gesto voluto dall'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà e condiviso con la ministra greca della cultura e dello sport Lina Mendoni. Per la cultura ellenica l'accordo ha un valore fortemente simbolico. In Sicilia in questo modo si fa da apripista sul tema del ritorno in Grecia dei reperti del Partenone, soprattutto dopo la posizione dell'UNESCO che nel 2021 si espresse per il ritorno in Grecia delle sculture che si trovano presso il British Museum. In cambio da Atene arriveranno a Palermo 2 importantissimi reperti delle collezioni del Museo dell'Acropoli. Si tratta di un'importante statua acefala di Atena, databile alla fine del V secolo a.C. e di un'anfora geometrica della prima metà dell'VIII secolo a.C. L'accordo è valido per 4 anni rinnovabili, ma la volontà della Sicilia in realtà è quella di un ritorno in Grecia a tempo indeterminato del reperto. A questo proposito la Regione siciliana ha chiesto al Ministro Franceschini di individuare un percorso che porti al felice esito di questa possibilità. Il 15 dicembre scorso si tenne a Palermo un convegno sulle terme e il termalismo in Sicilia. In quel convegno si assunse un preciso impegno:
Il governo Musumeci, mantenendo quell'impegno, ha deliberato lo stanziamento di 3 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nei complessi termali di Sciacca e di Acireale. Un provvedimento che si è reso necessario per evitare che il prolungato inutilizzo degli immobili dopo l'assurda disposizione di chiusura adottata dal governo Crocetta possa deteriorare ulteriormente la struttura. Intanto continua l'attività del gruppo di lavoro istituito dall'assessore all'economia Gaetano Armao e coordinato dal professor Rosario Faraci con il compito di predisporre il piano industriale delle terme. Da lunedì prossimo l'attraversamento dello Stretto di Messina rischia di paralizzarsi a seguito delle nuove disposizioni sanitarie varate dal Governo nazionale. A evidenziarlo il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che ha scritto una lettera in tal senso al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Per imbarcarsi sui mezzi di trasporto navale che quotidianamente fanno la spola tra Sicilia e Calabria, la presentazione di un test antigenico rapido molecolare recante esito negativo rappresentava un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della diffusione del contagio e quelle collegate alla libera circolazione delle persone e delle merci. Per Musumeci la nuova disposizione rischia di determinare una lesione del principio di continuità territoriale fra il territorio della regione siciliana e quello del resto dello Stato italiano. Anche il Presidente Musumeci ha quindi segnalato a Draghi che il Green Pass rafforzato, nel caso dei traghetti, costituisce per la Sicilia una limitazione aggiuntiva rispetto alle altre regioni italiane. Recuperare edifici pubblici per arricchire i comuni di servizi per l'infanzia, l'adolescenza e gli anziani, migliorando la qualità della vita e frenando l'esodo dei piccoli centri. Bando pubblicato dall'Assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali, con cui vengono stanziati oltre 29 milioni per finanziare piani di investimento per contrastare la denatalità, lo spopolamento dei luoghi, le solitudini involontarie e l'invecchiamento della popolazione. In particolare sono ammissibili al contributo finanziario le operazioni di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici esistenti, anche immobili confiscati alla mafia o appartenenti a IPAB e non utilizzati, o gli interventi afferenti alla realizzazione di nuove strutture per avviare servizi per la prima infanzia, fascia 0-3 anni, centri di aggregazione per minori nella fascia compresa fra i 4 e i 18 anni, strutture diurne per anziani e persone con limitazione nell'autonomia o ancora consultori familiari e case famiglia per donne vittime di violenza e in situazioni di fragilità. Nuove speranze per il rilancio della Cascioteca regionale di Ragusa. Dopo 8 anni di chiusura forzata, quello che doveva essere il Museo dei Formaggi Storici Siciliani sarà sottoposto a un importante intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Lo ha deciso il Presidente della Regione Nello Musumeci, che ha dato il via libera allo stanziamento di quasi 800.000 euro con cui si intende riaprirla al pubblico e rilanciare l'attività del Corfilac, il consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia che gestisce la struttura. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.